Appassionati di calcio a 5, buonasera e bentrovati al Pala Iacazzi di Aversa. È la 21esima giornata del campionato nazionale di Serie A. Stanno facendo il loro ingresso in campo il Napoli Futsal e la Fortitudo Pomezia nel tradizionale ingresso tipico qui di questa splendida atmosfera del Pala Iacazzi di Aversa, con i due capitani, la stretta di mano e con l'inno del Napoli in sottofondo con Lucio Battisti. E noi andiamo a dare lettura delle formazioni a partire dal Pomezia, che giocherà con questo schieramento: numero 1 Fionchetti, 4 Gattarelli, 5 Mentasti, il 9 è Lugero, il 10 Tiaghigno, 11 Bueno, 12 Gattarelli, il 16 Cutrupi, 17 Cutrignelli, 18 Raubo, 22 Molitierno, 30 Dudù. Allenatore Stefano Esposito per la squalifica di Angelini. Il Napoli Futsal nella tradizionale casacca azzurra giocherà con il numero 2 Perezigno, 6 il capitano Perugino, 7 De Luca, 8 Ghigliermao, 9 Borruto, 12 Bellobuono, 19 Gabriel, 23 Vavà, 24 Bolo, 28 Duarte, 30 Chianese, 99 Crisci. Allenatore Fulvio Ocolini. A dirigere il match primo arbitro signor Alessandro Cannizzaro della sezione di Ravenna, secondo arbitro Andrea Barillà della sezione di Cinisello Balsamo, il crono è Tommaso Vallecaro della sezione di Salerno. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questo match dopo il turno infrasettimanale che ha visto gli azzurri vincere, il Fortitudo Pomezia a continuare il suo straordinario momento di forma, perché se il Napoli viene da 18 risultati utili consecutivi e ha conquistato la leadership in classifica nelle ultime due giornate, da sola in testa alla classifica c'è una Fortitudo Pomezia che viene qui al Pala Iacazzi forte di un percorso straordinario nelle ultime settimane, con due vittorie importanti, con un pareggio, ma soprattutto di una squadra che non perde dalla gara con la Roma a fine novembre, quindi assolutamente in forma smagliante anche la Fortitudo Pomezia, che forse è una delle più belle sorprese di questo campionato. Ha conquistato anche la Final 8 di Coppa Italia che ci sarà a fine marzo. Ci sarà l'Italia la prossima settimana, dunque sosta per il campionato, poi ancora un turno e poi tutti a seguire la Final 8 di Coppa Italia. Fulvio Colini inquadrato in questo momento lo Special One che ha dato al Napoli la mentalità vincente. Ricordiamo che il Napoli l'anno scorso ha conquistato la Coppa Italia, vice campione d'Italia, la sconfitta proprio qui al Pala Iacazzi di Aversa con la Meta Catania in una finale bellissima. La Fortitudo Pomezia ovviamente si sta ritagliando un ruolo da protagonista, come detto, in questo campionato, con tante belle partite giocate soprattutto in questa seconda parte di stagione. Dunque si presenta qui al Pala Iacazzi con la voglia di far bene. Il Napoli agirà da sinistra verso destra di chi ci sta seguendo in diretta a YouTube sul canale della divisione Calcio 5, attraverso gli smartphone, attraverso la televisione e attraverso tutti gli strumenti per seguire lo spettacolo del calcio a 5. Ci siamo quasi per il fischio d'inizio del direttore di gara. Ancora qualche secondo con Perezigno che palleggia, sarà il Pomezia ovviamente a battere. Eccoci qua, partiti con il palleggio del Pomezia, con Raubo ovviamente uno dei protagonisti di questa squadra nella fase realizzativa per il Pomezia. Sappiamo la qualità di questo giocatore straordinario. Dall'altra parte ovviamente c'è Ghigliermao che ha sicuramente gli occhi addosso da parte della difesa del Pomezia. Col Benevento 2 gol straordinari da grande pivot quale sa essere e quale è stato già nel campionato italiano con la Feldieboli, dove ha conquistato il titolo di campione d'Italia. Bolo sul punto di battuta per la rimessa laterale, ha parlato lui in conferenza stampa in settimana, ovviamente parlando dello straordinario momento di forma del Napoli, del suo legame con la piazza azzurra. Lui è argentino doc, innamorato della città, e ovviamente Bolo è uno dei perni del team di Colini. Dopo un inizio non brillante per via dello stato di forma, era reduce dal mondiale, si è ripreso in mano la squadra e adesso è uno dei protagonisti come Perezigno che calcia e trova Molitierno in traiettoria per deviare il pallone in calcio d'angolo. Il primo squillo degli azzurri col numero 2 Perezigno, il corner con Giappa Duarte sul punto di battuta, manca per il Napoli Javier Salas e nel giro delle rotazioni è fuori anche Van der Salas. Dunque due dei protagonisti. Intanto Bolo col mancino al volo, il salvataggio sulla linea, la chance per il Napoli con Tiaghigno che si è frapposto alla conclusione dell'argentino su questo schema della palla inattiva. Dicevamo dei fratelli Salas, protagonisti assoluti negli ultimi match degli azzurri, mancano entrambi oggi. Perezigno ci prova anche lui, fermato, la recupera di nuovo Napoli con Giappa Duarte che torna in campo.
nello schieramento dei 12 scelto da Colini dopo il giro delle rotazioni. Sappiamo che il Napoli ha 2 rotazioni straniere che deve gestire ogni settimana, a volte per infortunio, a volte per squalifica. E poi è bravo ovviamente mister Colini a capire il momento per mandare in campo i suoi uomini. Qui forse c'è una spinta, e così da parte di Guillermao, primo fallo, un po' di proteste per Mentasti con il calcio di punizione per il Pomezia, che ha perso praticamente soltanto la partita a tavolino, quando il giudice sportivo si è espresso per entrambe, perché la sconfitta c'è stata sia per l'Ecositi per il Pomezia. Quella partita che non è finita sul rettangolo di gioco. Pomezia che riparte ancora con il palleggio, il tocco dentro per Raubo, ancora all'indietro con il dai e vai con il numero 18 che viene pressato da Guillermao, gli sradica il pallone, Bolo, ancora la palla dentro, era Duarte, chiedo scusa, Guillermao calcia col destro con la parata di Moliterno, ancora un tentativo del Napoli, 18:30, c'è una richiesta di cambio pallone penso di Moliterno, con il direttore di gara che va a controllare se fosse sgonfio o meno. Alla fine bisogna cambiarlo a quanto pare, secondo Moliterno il pallone era leggermente sgonfio, l'arbitro va a sincerarsi di tutto e si ricomincia con la palla scodellata per il numero 1 del Pomezia, che ha avuto un trascorso qui a Napoli. Il lancio lungo, il colpo di testa di Giappa Duarte, va Mentasti a lasciare scorrere il pallone direttamente in fallo laterale con Guillermao lì pronto a pressare insieme a Bolo. Il tocco ancora per Raubo, poi la palla scodellata in avanti con Pellegrino che la rincorre, arriva prima lui di Bueno, Pellegrino in avanti ancora verso Guillermao, l'anticipo di Mentasti, di nuovo Pellegrino di testa in fallo laterale con la rimessa a favore del Pomezia. Vi daremo conto anche dei risultati degli anticipi degli altri campi, delle gare in programma oggi. Gioca la Feldi col Pesaro, gioca l'84 col Petrarca, gioca il Meta Catania con Sala Consiglia. Dunque le squadre di testa sono tutte lì in campo. Guillermao sbaglia col destro, non riesce a trovare l'impatto con l'esterno, lo colpisce con il collo pieno e manda il pallone direttamente sul fondo. Altra chance per il Napoli. Moliterno. Il duello qui tra Giappa Duarte e Raubo col pallone che finisce direttamente sul fondo e Bello Buono che va a raccogliere il pallone. Ancora Bello Buono, Guillermao, Bolo Duarte, Bolo, ancora per Guillermao, spalle all'aperto, difende il pallone, prova a inventare qualcosa, l'ultimo tocco il suo, è arrivato a dargli fastidio Tiaghigno con il pressing ancora degli azzurri. Indica il lancio lungo per Bueno, proprio Tiaghigno, ma il suo mancino finisce direttamente in fallo laterale e si ricomincia con un Bolo sul punto di battuta per il Napoli. In banda per Guillermao, il duello lì con Guillermao che prova a girarsi, ancora Guillermao finisce a terra, c'è un contrasto forte con Mentasti, poi c'è il fallo di Duarte in ripiegamento difensivo, sembrava fosse fallo, invece non è così. Ho visto io male, c'è stato semplicemente un contatto, sembrava che ci fosse un fallo di Duarte, come dall'altra parte ci fosse stato un contatto con Guillermao. L'arbitro non è intervenuto in nessuno dei due casi, ha visto sicuramente meglio di noi. E qui ci sono le proteste del Pomezia per questa decisione del direttore di gara. Avrebbe voluto il fallo laterale, ma la rimessa è per gli azzurri. Pellegrino, Bolo, Duarte, ancora per Guillermao a fare sportellate con Mentasti che si prende il fallo. Guillermao, e questo è un tema della partita
con Mentasti e Guillermao che vanno a dialogare. Mentasti chiede scusa, Guillermao in un primo momento non le accetta, poi pace fatta tra i due con la stretta di mano. E adesso si ricomincia con il primo fallo commesso dal Pomezia, fallo a testa, e con il calcio di punizione per il Napoli c'è Duarte che carica il destro, il colpo di tacco di Guillermao provato in traiettoria sul pallone, non riesce però a deviare verso la porta. La rivediamo, Duarte destro provato con il tacco, Guillermao sempre sul pressing di Mentasti che non lo molla di un centimetro. Intanto ancora la rimessa laterale per il Napoli, ed ecco il Titi Borruto che fa il suo ingresso sul parquet. I cambi di Colini, tocca anche a De Luca e Perugino per gli azzurri che provano adesso con Bolo, il lancio in avanti proprio per Borruto, la tiene in campo, anzi no, la rimessa è per la Fortitudo Pomezia. Il tocco in avanti con il lavoro di Lugero Lopez. Attenzione qui il lancio di Moliterno con Bello Buono che la vede arrivare praticamente all'ultimo secondo e la mette in calcio d'angolo. Eccola qui, non l'ha toccata Lugero Lopez. E allora il corner per il Pomezia, sempre con il 9 all'indietro per Moliterno. Altro lancio, Bello Buono in presa alta, Borruto che viene a raccogliere l'invito del portiere del Napoli. Borruto, l'appoggio per Bolo, Perugino, ancora Bolo, di nuovo Perugino, arriva De Luca, Bolo, De Luca, il pressing del Pomezia, costretto a sbarazzarsi del pallone. De Luca con qualche difficoltà alla fine recupera, c'era un colpo di tacco che poteva innescare in area di rigore il giocatore del Pomezia. Cutrignelli con il tocco all'indietro per Moliterno, il lancio in avanti, l'anticipo di Borruto con il ginocchio, poi ancora Lugero Lopez, Cutrignelli, Cutrupi, poi Gattarelli, Lugero Lopez, cambiato tutto il quintetto il mister Esposito, oggi al posto dello squalificato Angelini in panchina. Bolo, Borruto in avanti a cercare Perugino, l'uscita di Moliterno sul capitano del Napoli col pallone che viene scaraventato in fallo laterale, e dunque il Napoli può sfruttare questa palla inattiva. 5 minuti 17 secondi di gioco trascorsi, sempre 0-0. Va De Luca sul punto di battuta, l'uomo delle palle inattive, quello delle traiettorie impossibili, come assist man. Vediamo la palla per Bolo che carica il sinistro e trova Moliterno sulla sua strada, pallone deviato forse anche sul montante leggermente. Il calcio d'angolo per il Napoli, la rivediamo, sì, penso che abbia preso il palo esterno, se ho visto bene. Eccolo qui, Moliterno, altro calcio d'angolo per il Napoli. La palla ancora per Bolo che cerca un appoggio più che un tiro, ma sbaglia completamente l'impatto con il pallone che finisce ampiamente sopra la porta difesa da Moliterno. Riparte il Pomezia con il pressing del Napoli. De Luca quasi sradica il pallone al suo avversario, il duello Moliterno, Perugino in anticipo, il tocco verso Vavà che è andato troppo in avanti, e dall'altra parte del campo un altro bel duello, quello tra Perugino e Lugero Lopez. Bello Buono, Vavà, De Luca, sbaglia De Luca da terra in qualche modo il Pomezia, poi ancora De Luca, due giocatori lì, un po' di confusione, alla fine c'è stato l'intervento irregolare per il raddoppio irregolare degli azzurri in quella zona di campo,
E dunque, secondo fallo commesso dal Napoli, si pareggia il conto dei falli 2-2 con la palla recuperata qui da Borruto. Ancora Borruto, il taglio verso Vavà che la tiene in campo, anzi no, anzi sì, rimessa laterale per il Napoli. Vavà, Borruto, prova il destro, fermato, Perugino, Borruto, ancora Borruto, il duello con Cutruppi, lo vince il 16, la palla dentro, scagliata verso il tentativo di Gattarelli col pallone che finisce sul fondo, l'occasione per il Pomezia. Vavà, De Luca, Borruto, De Luca, Vavà, rischia qui in fase di palleggio, alla fine deve liberarsi del pallone ma diventa un assist per Ruggero Lopez che carica il destro, bello buono, c'è, spedisce il pallone in fallo laterale. Cutruppi, il tocco indietro per Mentasti, ancora Ruggero Lopez, lavoro del pallone con il mancino, Mentasti, Cutruppi, Mentasti all'andata è finita in parità 5-5, lo ricordiamo, ma questa è sempre una partita imprevedibile, nel momento in cui queste due squadre si sono affrontate negli ultimi anni. Borruto, Duarte, e qui attenzione perché Ruggero Lopez frana addosso a Duarte, tutto regolare, dato giù tabellone pubblicitario. Molitierno, ancora Mentasti, Raubo per Ruggero Lopez, non c'è intesa con Guillermao pronto a rientrare sul parquet. Va. Bello buono, Duarte, Borruto, la danza di Borruto che carica il sinistro e trova Mentasti in traiettoria. Titi Borruto, ancora una stagione da protagonista con gli azzurri, giocatore infinito, e qui attenzione perché c'è un duello in area di rigore proprio con Borruto che finisce a terra con Mentasti. Bisogna asciugare il parquet ed eccolo, responsabile dei materiali del Napoli, Vincenzo Di Mauro, subito pronto. È una partita abbastanza bloccata fino ad ora, qualche chance del Napoli con le soluzioni della media distanza, ci ha provato anche il Pomezia. Duarte, la giocata dentro, Guillermao non riesce a trovare l'impatto con il pallone, si salva la difesa del Pomezia che riparte subito con il lancio verso Bueno, il sinistro bello buono, risponde, presente e mette il pallone in fallo laterale. Lo squillo del Pomezia con Raubo pronto alla battuta e questa rimessa laterale, tocco dentro, sporcata la conclusione di Ruggero Lopez, pallone che finisce tra le braccia di Bellobuono. Adesso Guillermao, Duarte, arriva Bolo e qui ci prova, attenzione, Borruto con una delle sue invenzioni dalla distanza, aveva visto leggermente Molitierno fuori dai pali, ha provato a sorprenderlo con questo destro da casa sua. Molitierno, Mentasti, poi Raubo, ancora Mentasti in avanti, costretto a liberarsi del pallone per il pressing degli azzurri. Riparte Bolo, adesso Tiaghigno in banda per il tentativo di Mentasti,
La carambola finisce sui piedi di Bolo. Adesso Guillermao, un po' di spazio, superiorità numerica per il Napoli che prova a sfondare sulla destra, ma Borruto non riesce a trattenere il pallone in campo. E si ricomincia con la rimessa per il Pomezia. Sbaglia tutto col pallone non posizionato correttamente secondo il direttore di gara Daraubo, e dunque si ricomincia con la rimessa per gli azzurri. 9 minuti di gioco trascorsi, sempre 0-0 il punteggio qui al Palais Ragazzi di Aversa, 2-2 la situazione falli. Borruto, Bolo, Duarte, Bolo, Duarte, Guillermao, il solito duello con Mentasti. Guillermao prova a liberarsi per la conclusione. Guillermao, attenzione, proteste del Napoli per un presunto tocco con le mani. Tra poco la regia ce lo farà rivedere. Intanto è rimasto a terra Guillermao. Il Napoli ha chiesto un intervento con le mani. Vediamo dalla regia, eccolo qui Guillermao, mi sembra con la spalla, se lo vediamo più lentamente sempre. Appena possibile cercheremo di capire, ma mi sembra chiaramente con la spalla, dunque proteste lievi da parte degli azzurri. Borruto, Bolo fermato, la rimessa a tre, attenzione, no, non finisce il pallone fallo laterale, allora arriva il gol da parte della Pomezia che la sblocca così con Bueno per l'1-0. Ha trovato un varco e con il mancino l'ha piazzata in buca d'angolo. Bueno porta in vantaggio il Pomezia. La rivediamo, palla conquistata e poi il sinistro con il pallone che non viene trattenuto da Bellobuono, e dunque Bueno ha sbloccato così la partita praticamente a metà primo tempo, il vantaggio della Fortitudo Pomezia. Guillermao, poi il duello lì di Borruto con la palla che finisce direttamente in fallo laterale. Duarte, Bolo, la finta qui Duarte dove non ci sono compagni, un'indecisione qui nel palleggio, fase difensiva da parte degli azzurri. Mentasti, ancora l'autore del gol Molitierno, il lancio in avanti con l'uscita di Bellobuono. Adesso Guillermao fermato ancora da Mentasti. Duarte, la palla per Borruto, cerca l'appoggio di qualcuno, alla fine lo scarico per Guillermao, costretto a spedire il pallone addosso a un avversario per prendersi la rimessa laterale. Va Giappa Duarte sul punto di battuta. Ci prova al volo Borruto e poi va a recuperare il pallone. Bolo dentro per Guillermao, si gira, attenzione, anche in questo caso proteste degli azzurri, la rivedremo a brevissimo per un presunto contatto su Guillermao in area di rigore. Intanto rimessa per il Napoli. Borruto, la palla per Bolo, deviato, calcio d'angolo. Napoli che spinge adesso a caccia del gol del pareggio. Vediamo qui la situazione di prima. Qui il contatto con Guillermao che ha chiesto il calcio di rigore. Gli arbitri non sono stati dello stesso avviso. Duarte protesta intanto in panchina del Napoli. Mi sembra ci sia stata un'ammonizione, ma la sono persa. Duarte, Bolo, il sinistro deviato, finisce ancora in calcio d'angolo per il Napoli. 9 minuti al termine del primo tempo, 1-0 per il Pomezia. La sbloccata Bueno. Guillermao non riesce a trovare l'impatto con il pallone, prova a ripartire il Pomezia. La sfera che finisce in fallo laterale. Bolo,
Duarte, Bolo, Borruto, Bolo, sbagliato il passaggio per la ripartenza del Pomezia con il tentativo mancino da parte di Tiaghigno, il pallone che finisce direttamente sul fondo. Bolo, Duarte, Pelezigno, Bolo, Guillermao fermato, Guillermao, adesso c'è Dudu su di lui, Cotrignani non la tiene in campo, Bolo per la rimessa laterale degli azzurri, Duarte, Pelezigno, Bolo, ancora Giappa Duarte, dentro per Guillermao che trova sulla sua traiettoria Moliterno l'occasione per il Napoli di arrivare al pareggio. Si era liberato bene questa volta in area di rigore Guillermao, ma ha trovato in traiettoria col corpo Moliterno. Il lancio lungo, l'uscita, attenzione di Bello Buono che non si trova più il pallone. Alla fine quasi stava per diventare un assist per Ruggero Lopez. Rimessa laterale per il Pomezia, il destro sul fondo, il tentativo da parte di Cotrignelli che non è riuscito a trovare lo specchio della porta. L'occasione prima per il Napoli con Guillermao di arrivare al pareggio. 7:48 all'intervallo, 1-0 Pomezia e adesso va a prendersi questa rimessa laterale. Dudu, Moliterno costretto a sbarazzarsi del pallone per il pressing degli azzurri, ma Bolo sul punto di battuta. Perugino, De Luca, Bolo, De Luca, Perugino, Bolo, la palla dentro con Pelezigno che ha un po' di spazio, Pelezigno calcia, trova una deviazione ma trova anche Moliterno pronto a mettere il pallone in fallo laterale. Altra occasione per gli azzurri, se l'è costruita con questo rimpallo, Pelezigno poi si è trovato pronto per calciare, la deviazione che ha sporcato la traiettoria da parte di Ruggero Lopez, si è fatto ingannare Moliterno e si è salvato. Ci prova ancora Bolo con il Napoli che va a duellare con il Capitan Perugino, fallo però, terzo fallo commesso dal Napoli. Due occasioni degli azzurri, prima con Guillermao e poi con Pelezigno per pervenire al pareggio. Qui ancora Pelezigno fermato, Ruggero Lopez, il tocco all'indietro con De Luca in anticipo che mette il pallone di testa in fallo laterale. Eccolo qui Massimo De Luca. Dudu avanza il 30, poi ripiega verso Moliterno, il lancio del portiere, bello buono, De Luca, lo scavetto per Pelezigno, area di rigore, Pelezigno prova a rincorrere il pallone, arriva Moliterno, l'ha toccata il giocatore del Napoli, anzi no, è rimasto in campo con Moliterno che l'ha presa. Siamo già dall'altra parte con Ruggero Lopez, Cotrignelli, Cutropi, De Luca, Borruto, Pelezigno, De Luca, ancora Pelezigno, Borruto,
Borruto trova un varco, doppio rimpallo, alla fine il pallone finisce in calcio d'angolo. 5:56 all'intervallo. De Luca pronto alla battuta di questo calcio d'angolo. Borruto. Dai e vai con De Luca, non riesce. E prova a ripartire il Pomezia con Lugero Lopez. C'è pallone messo fuori. Un po' di proteste lì dalla panchina del Pomezia. Viene redarguito, è rimasto a terra un giocatore del Pomezia. Scontro con Pellesigno, credo. Con Cutruppi che protesta. Vediamo se abbiamo questo contatto. Era in un'altra zona di campo. Pellesigno e Cutruppi che si sono scontrati. E il Pomezia che ha protestato. Ancora con Cutruppi che va a dire qualcosa al direttore di gara per lo scontro precedente con Pellesigno, e con il Napoli che restituisce il pallone correttamente alla Pomezia. Ovviamente se abbiamo quell'azione correttamente ve la faremo vedere. Intanto bello buono, poi il lancio in avanti con Molitiero che arriva in anticipo, spedisce il pallone tra le braccia di bello buono. Riparte il Napoli con Borruto. Pellesigno spinto, calcio di punizione. Ancora Pellesigno. De Luca, la palla per Borruto. Dentro il colpo di tacco che non riesce al volo a Guillermao. Riparte il Pomezia ancora col palletto. Qui calcio di punizione per il Napoli e arriva anche il cartellino giallo per Tavola. Vediamo. Intervento su Guillermao e ammonito giocatore del Pomezia. Guillermao prova il destro, palo, incredibile occasione da parte del Napoli con Guillermao. De Luca, Pellesigno prova il sinistro, poi il duello con De Luca, clamorosa palla gol per gli azzurri con Guillermao che ha colpito il doppio montante sulla conclusione, ma non c'è un attimo di respiro nel futsal. Ripartirà subito il Pomezia, poi Borruto. Ovviamente quando non c'è tempo per mostrarvi in tempo reale ve li faremo vedere negli highlights del primo tempo tutte queste situazioni. Borruto, bello buono, Guillermao punta e carica il mancino sul fondo, ancora Guillermao.
chiede una deviazione, c'è stata una deviazione per il direttore di gara, attenzione, calcio d'angolo per il Napoli con Borruto che prova l'appoggio a Guillermao, sempre in area di rigore, Guillermao si gira, altra deviazione, Borruto prova il mancino, fermato di nuovo, Borruto, 3:28 alla fine del primo tempo. Duarte dentro per Guillermao, fermato, Molitierno. Altro fallo. No. Chiedo scusa un attimo. Stiamo dialogando con la regia. La palla in avanti con il fallo qui di Borruto che non c'è perché è una sportellata con l'avversario. Bolo. Duarte. Bolo. Ancora Giapa. Bolo. Fermato, attenzione con Raubo che punta nuovamente l'argentino. Tiaghigno avanza, fermato, Duarte, poi Borruto, Raubo, ancora il tocco all'indietro, Molitierno. Attenzione qui, dal nulla spunta Cutruppi con il sinistro e trova Bello Buono pronto a mettere il pallone in fallo laterale. Altra occasione per il Pomezia. La vediamo qui, Cutruppi bravissimo a trovare lo spazio, a rubare quasi il tempo anche al compagno di squadra. Con il Pomezia che adesso palleggia. Attenzione qui, il pallone mi sembra essere uscito, la rimessa e per il Pomezia l'ultimo tocco è di Borruto sul tentativo di Cutruppi. 1:48 all'intervallo, sempre Pomezia in vantaggio 1-0 grazie al gol di Bueno. Time out di Colini quando il crono dice che manca 1 minuto e 44 secondi al termine del primo tempo. Noi diamo un'occhiata anche dagli altri campi, ricordando che si sta giocando la 21esima giornata del campionato nazionale di Serie A e oltre alla sfida del Palaiacazzi di Aversa, la Feldieboli in vantaggio 2-0 con il Pesaro, l'84 Torino 2-1 con il Petrarca, il Meta Catania vince 2-1 con lo Sporting Sala Consilina. E poi a chiudere il quadro ci saranno le sfide tra Active Network e Genzano domani, insieme a Manfredonia Cosenza e Came Benevento. La diretta su Sky Sport sarà Roma Sandro Abate domenica alle 20:45. Un primo tempo in cui il Napoli ha provato a rispondere al vantaggio del Pomezia, maturato come detto grazie alla rete di Bueno dopo 9 minuti e 42 secondi. La clamorosa palla gol più ghiotta l'ha avuta Guillermao con un tiro alla media distanza che ha colpito 2 volte il legno. Bolo, Guillermao, la palla per Borruto, Bolo, Duarte, Borruto, qui l'errore di Guillermao con questo tentativo di accelerazione da parte di Cutrignelli, che si porta però il pallone direttamente in fallo. Giapa, Bolo, Borruto, Giapa, ancora Bolo, Borruto, colpo di tacco per Guillermao, prova a girarsi Guillermao,
carica il destro ma non trova lo specchio della porta. Ultimo giro di lancette. Duarte di testa in anticipo, tocco con la mano da parte di Bolo e dunque attenzione, quinto fallo commesso dal Napoli a 50 secondi dalla fine contro i 4 del Pomezia. Si trascina direttamente il pallone in fallo laterale qui Cutruppi e Bello Buono pronto a far ripartire l'azione per i suoi. Guillermao, Duarte, il taglio per Borruto, arriva Bolo, di nuovo Guillermao, Duarte, Ruggero Lopez mette il pallone in fallo laterale, 30 secondi all'intervallo. Con la palla in area di rigore con il calcio di rigore per il Napoli. La trattenuta su Guillermao, calcio di rigore per il Napoli. La rivediamo con sì, c'è stato l'abbraccio di Mentasti a Guillermao in area di rigore, l'ha preso praticamente per il collo e dunque rigore per gli azzurri con Guillermao pronto alla battuta, 24 secondi alla fine. E anche quinto fallo ovviamente commesso dal Pomezia. Ancora Mentasti che prova a disturbare la battuta del Napoli. Parte Guillermao, il destro sotto la traversa per il pareggio degli azzurri, 1-1. Guillermao spaccato la porta con il destro, tracciato di potenza, la rincorsa, niente da fare per Molitier, tutta l'esplosività di questo giocatore, e chiama anche a raccolta il pubblico. Guillermao che si sta prendendo il Napoli lentamente. Questo è un giocatore ovviamente che può fa la differenza. Ruggero Lopez intanto per la risposta del Pomezia, ma l'ultimo tocco è il suo. 14 secondi ancora da giocare. L'ha pareggiata il Napoli sul calcio di rigore. Bello Buono in avanti per Guillermao, l'anticipo di Mentasti, la rimessa laterale per il Napoli. Borruto, Guillermao non la tiene, rimessa per il Pomezia, vediamo se proverà a giocare oppure a far scorrere il crono. 4 secondi, no, Mentasti prova l'accelerazione, carica il destro, Guillermao si oppone, 2 secondi, si beccano poi due. E questo è un duello non solo in campo ma anche di nervi tra Guillermao e Mentasti. 2 secondi, ancora Guillermao, Mentasti. E arriva il suono della sirena, si va a riposo con il punteggio di 1-1 al gol di Bueno dopo 9 minuti e 40 secondi. Ha risposto sul calcio di rigore Guillermao a 30 secondi dalla fine. Noi vi lasciamo agli highlights del primo tempo e ci ritroviamo qui per la ripresa tra Napoli, Futsal e Fortitudo Pomezia.
Rieccoci tornati in diretta dalla Pala Cazzi di Aversa per il secondo tempo tra Napoli Futsal e Fortitudo Pomezia, 21esima giornata del campionato nazionale di Serie A, prima frazione chiusa sul punteggio di 1-1 al gol di Bueno dopo 9 minuti e 40, ha risposto Guillermao sul calcio di rigore a 30 secondi dall'intervallo. Una partita molto bella, equilibrata, il Pomezia ha avuto le sue occasioni, il Napoli ha avuto 2 o 3 chance importanti prima del pareggio maturato sul calcio di rigore, sempre con Guillermao, soprattutto Guillermao con un doppio palo colpito, ma anche una chance con Perezigno con un tiro sporcato e poi salvato in extremis da Molitierno, che aveva detto di no a Guillermao anche su un'altra conclusione sotto misura. Il Pomezia ci ha provato, come dicevamo, con alcune soluzioni importanti, con Bellobuono che si è fatto trovare attento su alcuni tentativi di Cutrignelli, di Cutrupi, meno presente nell'area di rigore invece Raubo, l'unico ammonito della prima frazione di gioco per il Pomezia. Vediamo cosa ci regalerà questa ripresa tra la squadra che viene da 18 risultati utili consecutivi ed è capolista attualmente in Serie A, che è il Napoli, e il Pomezia che non perde da novembre, che viene da uno straordinario momento di forma con 2 vittorie importanti, un pareggio, tante altre vittorie, una realtà che si è consolidata in questo campionato di Serie A, conquistando anche la Final 8 di Coppa Italia. Ricordiamo anche gli assenti per il Napoli: mancano i fratelli Salas, Vander e Javier. Fuori invece, forse non l'ho detto all'inizio della telecronaca, Michelangelo, con Matteus per il Pomezia, che deve rinunciare anche al suo allenatore Angelini, squalificato, e dunque in tribuna al suo posto ovviamente c'è Stefano Esposito in panchina. Ricordiamo anche gli arbitri del match, che sono i signori Cannizzaro di Ravenna e Barilà di Cinisello Balsamo, il cronaco è Vallecaro della sezione di Salerno. 1 minuto trascorso in questo primo tempo, dunque ovviamente col punteggio ancora di 1-1 e con il Pomezia e la sua tradizionale casacca gialla, mentre Napoli la sua tradizionale casacca azzurra, che agisce da sinistra verso destra. Chi ci sta seguendo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5, andiamo a leggere anche velocemente i parziali dagli altri campi, con la Feldieboli in vantaggio 2-0 contro il anzi 2-1, chiedo scusa, contro il Pesaro, 2-2 tra il 84 Torino e il Petrarca e 2-1 per la Meta Catania invece con lo Sporting Sala Consilina negli anticipi di Serie A di questa giornata. Bueno, Matteus no, anzi il passaggio arriva in avanti per Raubo, poi Bellobuono per Bolo, Guillermao. Un duello molto duro quello con Mentassi nel primo tempo, anche qualche scambio verbale tra 2 giocatori della notevole stazza. Bueno in avanti per Raubo, il duello con Bolo, il pallone che finisce in fallo laterale. Ancora Bueno per Tiaghigno col mancino verso Mentasti, che va a riprendere la sua posizione di centrale difensivo. Giappa, Perezigno, ancora il 2, Duarte, Bolo, arriva Giappa, carica il destro, fermato, Perezigno col petto, lo scarico per Bolo, può toccarla all'indietro per Bellobuono. Duarte alza il pallone verso Perezigno, che col petto prova a inventare qualcosa, una posizione difficile per controllare il pallone. E allora Molitierno in avanti verso Raubo, fermato da Duarte, l'ultimo tocco del giocatore del Napoli, la rimessa laterale per il Pomezia. Giappa Duarte tornato in campo oggi. Bueno, destro, deviato da Bolo, la rimessa laterale per il Pomezia. Tiaghigno, Mentasti in avanti, è riuscito a trovare una traiettoria invitante per Tiaghigno, che però è andato in anticipo sul pallone e dunque non c'è stata intesa tra i due. 3 minuti di gioco trascorsi in questo secondo tempo, ancora nessuno squillo da una parte e dall'altra, pronti 4 cambi per Esposito.
Intanto rientra anche Borruto da questa parte. Guillermo. Molitierno, ecco il quintetto completamente trasformato da Esposito, così come abbiamo visto anche nel primo tempo. Qui attenzione con il fallo commesso dal Napoli, punizione, e su palla inattiva ancora i cambi di Esposito per sfruttare questa situazione. Il primo fallo commesso dal Napoli. Nel primo tempo il Napoli è arrivato a 5 falli, ma a 30 secondi alla fine contro i 4 del Pomezia, anzi no, anche i 5 del Pomezia, con il calcio di rigore poi trasformato da Guillermo. Intanto il calcio di punizione per il Pomezia, la rincorsa di Dudu, vediamo se calcia lui, l'appoggio per la conclusione da parte di Ruggero Lopez. Bola, bello buono a mettere in calcio d'angolo. Eccolo qui Ruggero Lopez, anche lui straordinario protagonista di questo inizio di stagione della Fortitudo Pomezia. Altro calcio d'angolo con il pallone che finisce però direttamente in fallo laterale. Ha sbagliato la misura del passaggio, in questo caso Cutrignelli si rammarica con se stesso. Vabbè, Bolo, poi Borruto, Bolo rischia qui col palleggio il Napoli e trova il gol il Pomezia con Gattarelli che sfrutta questa indecisione del Napoli nella costruzione di questa azione alla fase difensiva. La rivediamo. Borruto, Bolo, l'errore è arrivato come un falco qui per il gol del nuovo vantaggio Pomezia. Subito time out di Colini, che ovviamente prova a chiedere ai suoi maggiore tranquillità dopo quest'altro errore. Anche nel primo tempo il primo gol del Pomezia era stato viziato da un errore in disimpegno, mi sembra, di Bolo. Qui Borruto non si è inteso proprio con l'argentino sulla linea di passaggio e il Pomezia ha sfruttato subito l'occasione per riportarsi avanti 1-2 dopo 3 minuti e 30 secondi, praticamente alla seconda occasione dopo quella di Ruggero Lopez. È arrivata la rete del nuovo vantaggio ospite. Le indicazioni di Colini subito, ha chiesto il time out per provare a raddrizzare i suoi, ma c'è un Pomezia agguerrito in ogni zona del campo. Va. Perugino, Bolo, va, Bolo, Perugino. Troppo lungo il passaggio per Borruto tra le braccia di Molitierno. Il lancio in avanti, l'anticipo di Perugino, l'uscita sicura di Bellobuono, l'appoggio per Bolo. Va, Bolo, Borruto, va. Qui ancora Molitierno in avanti, Borruto di testa, rincorre il pallone Vavà ma non lo tiene in campo. Un momento di confusione con questa palla lunga da una parte e dall'altra. Alla fine rimessa laterale per il Pomezia. Molitierno, di nuovo il lancio in avanti, Ruggero Lopez contro Borruto, poi Cutrignelli, Gattarelli, Cutrignelli, colpo di tacco, la tocca Vavà, finisce a terra. Scontro in panchina proprio con Colini.
Si abbracciano i due. Fallo di Cotrignani su Colini. La rivediamo, eccolo qui. Non si è fatto niente allenatore del Napoli. Possiamo scherzare anche un po' ogni tanto. Intanto Borruto non riesce a trovare la via della porta, fermato. Protesta in panchina, attenzione, vediamo chi viene ammonito. Secondo portiere. Fionchetti, cartellino giallo. Secondo i portieri hanno una grande abitudine a farsi ammonire la panchina. Vavà, Bolo, Borruto, Vavà, Bolo, Borruto fermato, poi il duello vinto dall'argentino per la rimessa a tre degli azzurri. 5 minuti esatti trascorsi in questa ripresa, è tornato in vantaggio il team di Esposito, oggi in panchina al posto di Angelini. Bolo, Vavà, Bolo, troppo lungo per Borruto. Napoli non riesce a trovare soluzioni e allora Colini prova a ributtare dentro De Luca Guillermao. Non si recupera il pallone. Adesso finalmente si riprende a giocare con la sfera che arriva a Molitierno. Attenzione ai 4 secondi. Palla in avanti per Ruggero Lopez. Gattarelli col mancino per Ruggero Lopez, l'anticipo di Perugino, però la riprende il 9. Il tocco all'indietro. Vavà. Bolo di testa. Borruto, arriva Gattarelli a mettere il pallone in fallo laterale. Perugino dentro per Vavà, anticipato Cotrignelli, avanza di nuovo Perugino, Borruto, Bolo, bello buono. Perugino, Cutrupi, Ruggero Lopez non riesce a trovare l'impatto voluto con il pallone, si ricomincia con la rimessa dal fondo per il Napoli. Ecco in campo De Luca e Guillermao. Guillermao. Borruto. De Luca. Riparte il Pomezia. Ruggero Lopez. Lo scarico per il tentativo da parte di Cutrupi, fermato, rimessa laterale. Stretta di mano tra Guillermao e Cotrignelli. Va a prendere posizione il pivot del Napoli, Borruto. De Luca. Borruto. E il pallone che finisce in fallo laterale. Si arrabbia Guillermao. La palla in avanti, attenzione per Tiaghigno che ha un po' di spazio. Tiaghigno, il tocco sotto! Con il pallone che finisce sul fondo, lasciato troppo solo per fare quello che voleva Tiaghigno. Non è riuscito a inquadrare il bersaglio, l'occasione per il Pomezia, riparte il Napoli. De Luca. Borruto. Dentro per Guillermao, troppo lungo il pallone. Molitierno. Bueno. Finta e controfinta, va via, il duello con Borruto. Bueno, ancora lui! E non riesce a quadrare la porta, doppia chance per il Pomezia. Ha disorientato con una splendida finta Borruto. Bueno, vicinissimo al gol del 3-1. Il Pomezia. Duarte. De Luca, Pelezigno.
calcia col destro, Pelezigno dal nulla si inventa questo gol. 2-2, il pareggio del Napoli. Pelezigno che cosa ha fatto? Improvvisamente ha calciato, ha sorpreso Moliterno, è impattato nuovamente la partita. La rivediamo. Pelezigno face to face con l'avversario, la sua giocata, un gran destro, il pareggio del Napoli. E sicuramente Pelezigno è uno di quei giocatori di maggior rendimento degli azzurri, ma il Pomezia aveva avuto 2 occasioni per portarsi sul 3-1. Il Napoli ha risposto subito per il gol del pareggio dopo 8 minuti di questa bellissima ripresa. Non avevamo dubbi che sarebbe stata una partita sul filo dell'equilibrio tra le 2 squadre più in forma probabilmente del campionato. Intanto qui palla sporcata, Pelezigno non si avvede il pallone, richiamato quasi dal pubblico. Pelezigno dentro, l'errore ancora del Napoli, tanti errori anche in questo caso. Bueno calcia, traversa piena, anzi palo interno. Che occasione, altro errore del Napoli, altra chance per Bueno che ha colpito il palo interno quasi l'incrocio dei pali. Non c'è un attimo di respiro. Bueno Tiaguinho supera Guillermao in velocità con una grande giocata. Di nuovo Pomezia, sempre con Bueno, il tocco all'indietro e poi la palla che finisce sul fondo. Che occasione per il Pomezia, ma ancora innescata da una disattenzione del Napoli in fase difensiva. Duarte, qui il duello con il fallo commesso da Guillermao che si becca anche il giallo. Ammonito Guillermao che è andato a franare addosso all'avversario, poi Duarte l'aveva messa in porta. Intanto qui rivediamo, e no, è traversa, sembrava avesse preso poi il palo interno, invece proprio la traversa, poi la traiettoria del pallone è andato verso la destra. E qui rivediamo anche il fallo di Guillermao, aveva segnato Duarte. Ci sta tutto l'intervento del direttore di gara in questa circostanza. Tiaguinho qui bravissimo Rabo, altro fallo di Duarte che rischia anche in questo caso l'ammonizione. Con le proteste della panchina del Pomezia, l'intervento era alle spalle di Duarte, si becca il giallo invece l'allenatore del Pomezia per protesta. Se riusciamo a rivedere sempre il fallo precedente, che aveva protestato il Pomezia. Bueno, Moliterno, bello buono, De Luca, rimessa a trave per il Pomezia. Bueno, la palla dentro per Bueno che avanza, carica il destro sull'esterno della rete. Bello buono, Pelezigno, Borruto, scivola De Luca, Tiaguinho, il tocco per Dudu, e qui costretto a mettere il pallone in fallo laterale per evitare guai. Raubo, Borruto, De Luca,
Pelezigno, De Luca, Bolo, dentro, fermato, De Luca, Pelezigno, 10 minuti di gioco trascorsi, 2-2 il punteggio. Pelezigno prova a farsi spazio, carica il destro sul fondo, eccolo qui Pelezigno, inquadrato, l'autore del gol del 2-2. Cutruppi, attenzione qui con il pallone, finisce in fallo laterale. Perugino, Bolo, Pelezigno in avanti verso Borruto, anticipato, Borruto, lo scarico per Pelezigno, ancora tutto al volo, Borruto ci pensa su un po' troppo, Gattarelli è più lesto dell'argentino, ancora Gattarelli, Perugino in anticipo, il pallone che finisce contro il tetto del palasport, dunque rimessa laterale per gli azzurri. 11 minuti di gioco trascorsi, 2-2 il punteggio qui al Pala Iacazzi di Aversa. Vincono tutte le altre in casa, la Felliebo di 4-1 col Pesaro, 4-2 Torino col Petrarca e 2-1 Meta Catania col Sala Consiglia. Gli altri anticipi di Serie A. Bolo, Perugino non trova appoggio, allora scarica il pallone addosso a Ruggero Lopez, la rabbia del capitano. Bolo, Perugino ancora in avanti verso Borruto, anticipato, Ruggero Lopez di testa con Bolo che controlla e lascia scorrere il pallone in fallo laterale. Bello buono in avanti verso Borruto, anticipato, altra palla che finisce contro il tetto del palasport e dunque altra rimessa per gli azzurri sulla linea mediana del campo. Pelezigno, Bolo, Perugino, ancora Pelezigno, Bolo, bello buono, lunga, troppo per Borruto, va Molitierno a far ripartire l'azione per i suoi, in avanti per Ruggero Lopez, sbaglia la anzi sì, sbaglia l'appoggio. Cutruppi sembrava che l'avesse controllata prima che il pallone varcasse la linea di demarcazione del campo, invece rimesse per il Napoli. Borruto, Bolo, finta, perde il pallone, poi Ruggero Lopez scivola sul pallone, attenzione, è caduto male Ruggero Lopez, l'arbitro dice di intervenire subito, preoccupato per le condizioni del giocatore, però dice l'arbitro è tutto ok, solo caduto male, sembrava avesse preso una storta, l'arbitro aveva chiamato lo staff medico del Pomezia, preoccupato per come era caduto Ruggero Lopez. È stato un attimo un po' di confusione con un doppio scivolamento in quella zona di campo. Bolo, Borruto, Guillermao, la giocata, Guillermao fermato dall'ammonizione che si prende Gattarelli, era andato via, Gattarelli protesta, dice che non ha fatto nulla, la rivediamo. Aveva preso il tempo e si Gattarelli è intervenuto da dietro, calcio di punizione per il Napoli, lo specialista Bolo sul punto di battuta, anche se è una traiettoria non proprio perfetta per il suo mancino, tant'è che va dietro e c'è Borruto pronto, forse ha un appoggio, un'altra chance, c'è anche Guillermao lì sul secondo palo, pronto per una possibile deviazione, vediamo se è uno schema. Borruto,
Bolo, De Luca calcia col piede debole, ma aveva ricevuto troppo forte il pallone per un possibile impatto decisivo. Cutruppi, Lugero Lopez, Cutruppi ancora per il 9, l'appoggio, Cutruppi sinistro sul fondo. 7:35 alla fine di questa partita che vede il Napoli Pomezia pareggiare 2-2. Bellobuono in avanti, l'anticipo con Cutruppi che viene a raccogliere il pallone, lo scarico, c'è un po' di spazio, attenzione per il tentativo da parte di Cutrignelli che non riesce a trovare la porta di un nulla. Pomezia pericolosissimo anche in questa circostanza. Bolo, Perugino, Borruto, Bolo, Borruto, Perugino, Borruto, Bolo in avanti a cercare Guillermao, l'anticipo da parte di Gattarelli col pallone che viene lasciato andare via, fa laterale da Guillermao, la rimessa per gli azzurri. Bolo, Borruto, Bolo dentro per Guillermao che si gira, calcia e non inquadra il bersaglio. Moritiero, Bolo, ancora Guillermao, fermato da Gattarelli che prova a ripartire. Gattarelli, Bellobuono in tuffo, la palla che stava andando in buca d'angolo, il portiere della nazionale si è opposto. È una partita bellissima dove può succedere qualsiasi cosa. Mentasti, Lugero Lopez, Cutruppi, l'errore qui in fase di controllo. Molitierno però la può prendere, sì, ancora palla in avanti con Bellobuono che va a raccogliere la sfera. Borruto, il tocco per Guillermao, carica il destro, Molitierno risponde, presente, il tuffo, calcio d'angolo per il Napoli da una parte e dall'altra. Eccolo qui, Guillermao che carica il destro, Molitierno quasi in extremis, la palla dentro, deviazione, attenzione, quasi autogol qui di Mentasti che stava per combinare una mezza frittata, come si suol dire. Bolo, lo scambio con il compagno di squadra, alla fine la rimessa a tre ancora per gli azzurri. Meno di 6 minuti al termine, 5:50. Sempre 2-2. De Luca. Borruto, De Luca fermato, la raddoppio, attenzione, qui la palla recuperata, Guillermao, lo scarico per Bolo, dentro ancora, un po' di incertezza lì nel decidere cosa fare e allora la transizione per il Pomezia subito dall'altra parte, arriva Borruto, l'occasione per il Napoli che non ha sfruttato la superiorità numerica nella fase offensiva qui con questa palla recuperata da Bolo, passaggio troppo all'indietro tra Guillermao e De Luca e subito la ripartenza del Pomezia che ha provato a trovare gli spazi per rendersi pericoloso dall'altra parte del campo con la difesa del Napoli che ha ripiegato immediatamente. C'è un altro giallo credo in panchina. Del Pomezia, intanto
il calcio d'angolo proprio per gli ospiti. Bueno sbaglia l'appoggio qui con Bello Buono che va a prendersi il pallone. Tocco corto per De Luca. Borruto, De Luca, la palla per Guillermo. È uscita, rimessa dal fondo per il Pomezia. Bueno, Duarte, Borruto, De Luca, Borruto, Giappa in avanti per Guillermo, ma arriva Mentasti, avanza Mentasti, qui il duello con ancora la palla che resta lì pericolosamente, con il tentativo da parte di Raubo che non riesce a trovare lo specchio della porta. De Luca, Duarte, finta e controfinta. Ancora Duarte che porta a spasso il pallone, alla fine si prende un calcio di punizione per questo intervento irregolare di Tiaguinho. Quattro i falli commessi dal Napoli, 2 dal Fortitudo Pomezia. Borruto, Bolo, Pellezzini, Borruto, anticipo di Dudu, c'è spazio per la transizione offensiva della Pomezia, palla dentro, arriva Guillermo in ripiegamento, Guillermo va via, l'assist per Borruto, attenzione, superiore numerica del Napoli, Borruto per Pellezzini, che errore incredibile da parte del Napoli, con Borruto che non ha calciato in porta e con l'appoggio a Pellezzini che non riesce. Era un 3 contro 0. Borruto qui non calcia, sceglie l'appoggio a Pellezzini ma sbaglia completamente Guillermo, poi frana direttamente dentro la porta. La clamorosa palla gol fallita dal Napoli. E qui Borruto ha preferito essere altruista in una situazione in cui avrebbe potuto decisamente calciare in porta. Il Napoli si divora il gol del vantaggio a 3:47 alla fine. Tiaguinho, Pellezzini, poi ancora Borruto, il tocco all'indietro, Pellezzini, Bolo, Pellezzini, Guillermo, Bolo, Pellezzini, Bolo, il lancio in avanti per Guillermo, fuori misura, rimessa laterale per il Pomezia. Pressing del Napoli. Bueno, la palla in avanti, Bello Buono, uscita sicura, poi il lancio verso Guillermo, il colpo di testa in anticipo e riparte nuovamente Tiaguinho, Raubo, Dudu, di nuovo il 30, Guillermo fermato, l'appoggio per Bueno,
all'indietro per Tiaguinho, Dudu, punta Guillermao, ancora Tiaguinho, porta a spasso il pallone su Borruto che glielo sradica, la palla per Giapa, tutto regolare, poi l'anticipo splendido di Dudu in fase di ripiegamento difensivo a chiudere la diagonale. Riparte il Napoli, 2 minuti alla fine, Pelezigno, Bolo, Borruto, Giapa, Borruto, Bolo, dentro per Duarte, la finta, poi ancora per Pelezigno, il destro sul fondo, Bueno, Mentasti, 90 secondi, Pelezigno, l'anticipo, rimessa laterale. Bueno, ancora l'11, il tunnel, arriva Duarte e arriva anche Bellobuono, il lancio per Borruto, la tiene, la riprende il Pomezia, la riperde, andiamo a scandire il cronometro anche se lo vedete, attenzione, power play del Napoli, lo fa Guillermao, Bolo, Duarte, la prova a vincere il Napoli in questi ultimi secondi, De Luca, Bolo, Duarte, Borruto, Duarte, Bolo, Duarte, Borruto, Duarte, 45 secondi, Bolo, Giapa, Borruto, Duarte, Bolo, Duarte, De Luca, Bolo, 30 secondi, Duarte, Guillermao, Duarte, 26 secondi, Bolo, Duarte, Bolo, sinistro, si salva Dudu, Duarte, 15 secondi, Borruto, Guillermao in area di rigore, prova a girarsi, Guillermao all'indietro, Duarte, 10 secondi, Bolo, la finta, arriva dentro, fermato, rimessa laterale per gli azzurri, 5 secondi alla fine. Bolo, Duarte, dentro, Guillermao di testa, non riesce a trovare la deviazione, corre in porta Guillermao. Molitierno, prova il lancio lungo, la palla che resta lì, rimessa laterale per gli azzurri, ma è finita ormai. Manca mezzo secondo. Rientra anche Bellobuono in porta. E arriva il suono della sirena qui al Palaia Cazzi di Aversa. Napoli e Fortitudo Pomezia fanno 2-2. Una bellissima partita tra due squadre eccellenti. Il Napoli ovviamente che conquista il suo 19° risultato utile consecutivo, anche se perde la leadership perché la Feldieboli sta vincendo 5-1 con il Pesaro. Il Pomezia che conferma di essere in uno straordinario momento di forma. I gol nel primo tempo di Bueno dopo 9 minuti e 40 secondi, il pareggio sul calcio di rigore di Guillermao a 30 secondi dall'intervallo, poi il vantaggio di Gattarelli dopo 24 minuti e 27 secondi e il pareggio di Pelezigno al 27° e 23 secondi. Una bellissima partita qui tra Napoli e Pomezia. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio 5. Ci sarà la sosta e poi ci ritroviamo dopo la Final 8 qui al Palaia Cazzi di Aversa. Da Fabio Moro è tutto, ciao!